Ciao a tutti, oggi mini vlog da Costa Re, sono a 2 passi dallo scoglio di Peppino, come vedete in riva al mare. Qua ci sono tracce di antropizzazione in epoca romana sicuramente. C'è un muro qua dentro l'acqua che potrebbe essere anche funzionare un attracco, e qua tutto intorno ci sono anche delle tracce di insediamento. Quindi quello che voglio farvi vedere io oggi è proprio una struttura che faceva parte sicuramente dell'area che era funzionale all'attracco. Faccio pochi passi. Come vedete c'è questo bel sentierino, dell'insediamento rimane veramente poco, però questa cosa qua ancora si conserva. Guardate qua che interessante, eccola qua. Questo probabilmente, non scendo giù perché è pericoloso, però questo probabilmente era, chiamiamolo un silos, no? Una cisterna dove veniva stoccato qualche bene, qualche materiale che arrivava dal mare o viceversa che doveva imbarcare. Come vedete il muro è fatto in pietra, rimane ancora da questa parte la traccia dell'intonaco, un intonaco fatto di argilla. Sarà alto, io penso, 2,5 metri, ma è pieno di pietre, chissà quindi quanto ancora scende. Ok, da Santa Giusta è tutto, alla prossima.